proprio usare l'oboe in un disco è difficile, è raro. Come mai questa idea geniale di usare l'oboe? Ma è nata perché ho conosciuto l'oboista Federico Cicoria, esatto. che suona nell'orchestra della Svizzera italiana, su Facebook, e con lui si è stabilito un rapporto bellissimo di amicizia. E dato che stavo appunto scrivendo l'album, le canzoni, mi sono detta, io non l'avevo mai visto di persona, ho detto ma perché non chiamarlo e inserisco una parte di oboe, perché così lo chiamo e lo faccio suonare, perché abbiamo una sensibilità molto, molto simile e sapevo che eravamo sulla stessa lunghezza d'onda, per cui andavo, cioè, sicurissima sul risultato, non avevo dubbi. E così l'ho anche conosciuto. È stato più che altro quello, è stata l'amicizia che mi ha ispirato poi a inserirlo, perché comunque anche come sonorità, come hai detto, è particolare, Sì, è perché particolare. e anche il fatto che io cerco sempre di particolareggiare quello che faccio, quello che suono, non mi piace conformarmi, per cui cerco sempre qualcosa di nuovo, di diverso, che mi possa caratterizzare, ed è stato per questo che l'ho scelto. A memoria mia, l'oboe l'ho sentito in pochissimi dischi cosiddetti rock, tra virgolette, o un pop, tra virgolette, meglio. Sì, non È è difficile, sì. però è bello, è positivo. L'oboe è uno strumento che secondo me può essere anche decadente in alcuni momenti, anche dark, abbinato al viola e al violoncello, soprattutto va a quell'indirizzo. Però secondo me l'idea dell'oboe in questo disco è stata ottima, perfetta. Grazie ai i tuoi due angeli custodi che hanno detto sì, mettiamo anche Esatto. l'oboe, no? È così, Albert? Sì, è così, dopo vabbè, si discute perché... Cioè, Certo, si discute, giusto? Io poi, in questo disco, gli arrangiamenti... Li ha fatti Gli Maurizio. arrangiamenti sono di Mauro, io mi sono preoccupato del sound e di... non so, io ho la visione della musica, la devo vedere da un punto di vista commerciale a volte, anche se questo non è un disco No, commerciale. assolutamente non è commerciale. Però sai, quando, come tu mi dicevi, ma l'ho ascoltato dalla 1 alla 10 e è andato via liscio, no? Esatto. Ecco, prima di fare questa scaletta ovviamente uno si deve mettersi dalla parte di chi lo ascolta. Ecco, il mio lavoro così, quindi dedicarmi al sound, dedicarmi all'obiettivo e soprattutto cercare di amalgamare tutti i cavalli pazzi che girano intorno, perché l'artista, quell'altro che ha le sue idee, il fonico che no, facciamolo così, io che dico andiamo più verso la direzione di Bjork o sai, o il maestro Fabiani che si inventa altre cose che sta suonando in sottofondo grandissimo, perché bisogna dirlo. Antonella dice che è d'accordo con voi, perché è da storie come questa dell'oboe che nascono i grandi successi, dice. Grazie Antonella. Magari gli dedichiamo la prossima canzone. Cosa dici, Cecilia? Sì. Quella che fai dal vivo adesso, così facciamo sentire. E facciamo direttamente Note Alone, che è proprio la canzone in cui c'è l'oboe. Esattamente. E così se lei se l'ascolta e poi Ecco. magari trae le sue conclusioni e nasce Sì, questa certo. storia.